che dolce son, ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia, che dolce il Sol, che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume di vero amor. Grandiosa grazia, eterno amor. Perfetta grazia, che dolce son, ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte
grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni lui mi promise, sicuro in lui io sono, il mio scudo è la mia protezione, fin quando io vivrò, mi libero, mio salvato dalle catene, mi riscatto e come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia che dolce vita che ha salvato me. Io ero perso ma mi salvò, ero cieco e oggi io vedo, mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscatto e come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor. Carissimi, buongiorno, buongiorno nella pace del Signore Gesù, che meraviglia poter essere qui con voi, che benedizione. Ringraziamo Dio per questa mattina in più nella sua presenza. Gloria al Signore, benvenuti a tutti. Che meraviglia poter essere qui con voi per lodare e benedire il nome santo di Gesù. Io sono il pastore Victor Lopes e questa è la preghiera del mattino, un programma delle CEA Damiti, Chiese Evangeliche Assemblee di Dio, Arca Missionaria Italiane. E per la grazia di Dio sarò con voi stamattina per ringraziare e lodare il nome che è al di sopra ogni nome. Benvenuti. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i nostri 900 follower. Che Dio benedica tutti i fratelli che ci seguono su questo canale di YouTube AD Arca Missionaria Italia. Io ringrazio il Signore per la vita di ognuno. Siamo 900 cuori che adorano, che confessano e che proclamano il nome santo di Gesù. Se tu non sei ancora iscritto in questo canale, io vorrei invitarti a iscriversi. Fa la tua iscrizione, pigia sul campanello delle notifiche, perché ogni giorno che noi saremo in diretta o che carichiamo un contenuto, tu riceverai la notifica e potrai partecipare, vedere il contenuto e ricevere, essere edificato tramite ciò che noi inseriremo in questo canale. Grazie tu che già sei iscritto e che sei presente con noi ogni mattina di martedì e giovedì con questa preghiera che per me è ricchissima, importante, perché siamo nella presenza del Signore
ogni mattina presentando a Lui le nostre richieste, ringraziando Lui per la benedizione della vita, ringraziando perché Lui è buono, è fedele, in ogni tempo Lui è fedele. Molte volte noi ci troviamo al fondo di un pozzo e a volte noi diciamo ma sono qua ingiustamente. Quante volte noi ci sentiamo ingiustizzati, che magari subiamo una colpa, un, un danno che non abbiamo cercato noi. Mi fa ricordare del profeta Geremia che si trovava dentro di un pozzo. Sì. Lui non, non gradiva i principi, i sacerdoti, lui non gradiva il popolo di quell'epoca, perché il suo messaggio non era un messaggio gradevole, ma pure non essendo il suo messaggio, lui ubbidiva al Signore. Molte volte noi cerchiamo di gradire le persone e gradendo le persone a volte noi spiacciamo Dio. Di che vale gradire gli altri e non gradire Dio? Di che vale essere bravo con gli altri e non essere bravo con Dio? Quando noi parliamo di questo, a volte noi pensiamo, ma Dio ci ha detto di amare il prossimo come a te stesso. Sì, sì, è vero, ma Dio ha detto prima di questo di amare Lui sopra tutte le cose. Queste cose includono noi uomini. E qual è il limite? Qual è la differenza? Qual è la frontiera fra questo primo comandamento e il secondo comandamento? È compiere completamente il primo. A volte noi siamo provati di gradire Dio o di gradire gli uomini, perché abbiamo paura del pozzo, abbiamo paura del rifiuto, abbiamo paura della, del nefreghismo delle persone, dell'abbandono. E cosa succede? Per fare piacere agli altri, gradiamo Dio, gradiamo gli uomini e spiacciamo Dio. Mi ricordo un giorno che ero nel pulmino della chiesa, che c'è scritto, no? Non sei solo, evangelizzazione è la nostra priorità, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionaria. Ero vicino a casa mia quando un gruppo di ragazzi passava, ma non mi hanno visto perché era spento il pulmino, io ero dentro a sistemare qualcosa dentro il pulmino e non mi hanno visto dentro. E quando hanno visto scritto Dio sul pulmino, quel gruppo hanno cominciato a bestemmiare e hanno sputato sul pulmino. Ma c'era un ragazzo fra loro che non ha fatto, né ha bestemmiato né ha sputato. E quegli altri hanno detto: ma che fai? Fai anche te, vai, forza, dai, fai. E quel ragazzo è stato costretto a farlo per gradire i suoi amici. E ha sputato pure come gli altri. Ma si vedeva che non voleva fare quello. Io questa mattina vorrei dirti che, che tu non devi arrenderti per causa degli altri.
Perché questo mondo vive già un ritmo e vuole inserirci in questo ritmo. E se noi non viviamo nel ritmo di questo mondo, siamo rifiutati da questo mondo e siamo visti male da questo mondo, dalle persone di questo mondo. Ma non importa, non interessa, perché vale di più gradire Dio che gradire gli uomini. È vero che Geremia è andato fino in fondo in quel pozzo e stava già per morire, era già la sua fine. Però, alleluia, gloria a Dio. Gloria a Dio. Il Signore ha soccorso Geremia. Davide ha detto: io non ho mai visto un giusto desamparato. Dio non ti disamparerà se tu rimani fedele. Dio non ti disamparerà. Stamattina il Signore ci parla. Io sono il tuo soccorso. Io sono il tuo aiuto. Io sono la corda di emergenza che scendi oggi nella tua vita e che ti tira fuori di questo pozzo, di questo rifiuto, di questo abbandono, di questa solitudine. Perché Geremia era lì? Perché ha gradito Dio. Molte volte ci troveremo in situazioni spiacevoli perché cercheremo di gradire Dio e per gradire Dio spiaceremo gli altri. L'Apostolo Paolo ha detto agli Efesini che cercate in tutto di avere pace con tutti, fate il possibile, ma lui non dice di spiacere Dio. E a volte noi rimaniamo al limite su una frontiera fra gradire Dio o gradire gli altri. Non ti preoccupare, ogni volta che tu dovrai scegliere fra Dio e gli altri, verrà il soccorso del Signore. Anche nelle prove più ardue, più difficili, la Bibbia dice che Abramo era in quel monte che cercava di ubbidire Dio, di gradire Dio, ma suo figlio diceva: papà, c'è qua il coltello, ci sono i legni, c'è il fuoco, l'altare, ma dov'è l'agnello? Dov'è l'agnello? E la Bibbia dice che Abramo ha risposto a suo figlio Isacco: Dio provvederà. L'agnello, Dio lo provvederà. Alleluia, buongiorno, buongiorno. Va avanti, segui avanti, perché il Signore è con te. Lascia tuo mi piace, lasciate il vostro mi piace, mi piace in questa preghiera, condividete con gli altri e mandate anche vostra richiesta di preghiera. Se avete una richiesta di preghiera speciale, mandate sul nostro
WhatsApp. Il numero di WhatsApp è 351 360 4320. 351 360 4320. Questo è il nostro canale di WhatsApp, dove tu puoi mandare la tua richiesta di preghiera, dove tu puoi mandare anche un suggerimento, dove tu puoi contattarci per qualsiasi cosa. Parla con noi se tu hai bisogno di un consiglio pastorale, se tu hai bisogno di fissare una seduta nella stanza pastorale, puoi fissare con noi tramite questo WhatsApp e così saremo qui disponibili per sentirti, per portarti una parola guidata da Dio per la tua vita. Amen. Che Dio vi benedica in nome di Gesù. I fratelli che non conoscono le basi missionarie di Shea Damit, vorrei condividere i profili di Instagram. Abbiamo 3 settori ecclesiastici che sono settore 01, che è la provincia di Firenze, settore 02, che è la provincia di Pisa, e settore 03, che è la provincia di Verona. Potete seguire su Instagram Shea Damit settore 01, Shea Damit settore 02 e Shea Damit settore 03. Quindi vorrei approfittare in questo momento e mandare un caldo abbraccio a tutti i miei fratelli dei settori ecclesiastici, compreso i nostri cari missionari, servitori del Signore che operano in questi settori ecclesiastici di Shea Damit. Che Dio vi benedica, tutti i nostri fratelli missionari, membri di Shea Damit e anche i nostri amici in tutte le province dove ci siamo, ma pure vorrei stendere il mio abbraccio ai miei fratelli che sono in tutta Italia, dal nord al sud d'Italia. Che Dio vi benedica, anche i fratelli che sono nelle isole, in Sicilia, in Sardegna, nell'isola del Giglio, Elba. Che Dio benedica tutti i nostri fratelli in nome di Gesù. Vorrei mandare anche un abbraccio ai fratelli che sono in Europa, in Africa, in Asia, nel continente americano. Che Dio benedica tutti i miei fratelli che ci seguono. Vorrei mandare un abbraccio speciale alla nostra missionaria Mirella che è in Svezia, a tutti i fratelli che sono in Svezia, che Dio vi benedica. Vorrei mandare un abbraccio e la nostra preghiera ai nostri cari fratelli spagnoli, che la Spagna è colpita dalla pioggia e ci sono state diverse inondazioni. Preghiamo per i nostri fratelli. Un abbraccio al caro fratello Marco che è in Spagna. Che Dio ti benedica abbondantemente, Marco. Grazie per la tua preghiera, per il tuo contributo che ci mandi mensilmente. Che Dio ti benedica e ti faccia prosperare. In nome di Gesù. Fratelli, quest'opera è un'opera missionaria mantenuta dai nostri fratelli, dalle persone semplici che amano evangelizzazione e amano la missione. Quest'anno abbiamo una campagna missionaria, che è la campagna missionaria 2025, che c'è come tema la gioia del Signore è la nostra forza. Con questa campagna diamo un start alla ristrutturazione del palazzo a Monticerboli, Pomarance, dove noi abbiamo lì quel palazzo che diventerà una casa d'accoglienza alle persone che sono negli ordini religiosi e anche ai missionari. I nostri missionari avranno lì uno spazio perché noi missionari abbiamo sì la necessità di alloggio, anche perché non costruiamo niente per noi e tutto che si costruisce per la missione. E quindi i nostri missionari e anche fratelli di ordini religiosi che appartengono alle ordini religiose cattoliche e che vogliono uscire di quest'ordine,
che purtroppo non si trovano bene lì, perché grazie a Dio hanno chiarezza sulla loro fede, avranno questa possibilità di dare un passo in più nella loro fede e lasciare l'ordine per servire solo a Gesù. E quindi avremo quel posto dove loro potranno avere libertà di servire soltanto a Gesù, abbandonando i dogmi e diverse cose che sono aggiunte nella loro fede. Quindi tu che vuoi partecipare di questa campagna missionaria 2025, la gioia del Signore è la nostra forza, avrai possibilità di contribuire, e se tu vuoi anche avere il barattolo missionario che noi abbiamo disponibile, puoi contattarci tramite quel numero di WhatsApp e chiedere il tuo barattolo missionario, dove tu farai il tuo contributo fino a arrivare al tuo proposito, e dopo ci riconsegni il barattolo con la tua offerta missionaria per la ristrutturazione del palazzo a Montiscevoli. Che Dio benedica a tutti i miei fratelli che contribuiscono, che cooperano, che partecipano per la gloria di Dio. Grazie a voi che siete mantenitori dell'opera missionaria. Facciamo le nostre preghiere, presentiamo a Dio le nostre richieste. Il campo è grande, pochi sono i lavoratori. Preghiamo perché Dio possa provvedere ancora lavoratori. Preghiamo per la missionaria Josiane. Lei ha servito il Signore in Ecuador durante un periodo lungo in Ecuador. Dopo è andata in Kenya e ha servito in Kenya, e ha un progetto di venire l'anno prossimo, 2025, qui. Preghiamo per lei, preghiamo per il fratello Anderson, è un giovane che ha desiderio anche di servire il Signore. Preghiamo per lui, perché Dio possa dare condizione perché loro possano arrivare qui, e che noi possiamo avere anche condizione di accoglierli, perché la missione è fatta di fede, per fede, e quindi abbiamo bisogno di rinforzare le basi missionarie, ma abbiamo bisogno anche di spandere la missione per la gloria di Dio. Continuiamo in preghiera perché Dio possa rinforzare ogni base e mandare i lavoratori. Amen. Preghiamo per la salute dei nostri fratelli che si trovano malati, hanno bisogno di sostegno, di aiuto e di salute. Amen. Preghiamo per i nostri fratelli che si trovano malati e per altre cose che saranno fatte nella missione, per il consiglio direttivo della missione. Preghiamo per i nostri direttori e per tutti i fratelli che cooperano direttamente nella missione. Padre, in nome di Gesù siamo qua stamattina e vogliamo ringraziarti di questa opportunità. Grazie del privilegio che ci dai di essere qui insieme adorando il tuo nome, Signore. Grazie della forza che ci dai per seguire avanti e portare con noi la fede finché tu ritornerai e ci troverai saldi su questa fede, Signore. Ti prego di guidarci in ogni cosa, ti prego di aiutarci in ogni cosa, ti prego che tu ci perdoni per la mancanza di fede, per la nostra incredulità. Ti preghiamo, Signore, che tu ci possa sostenere perché possiamo continuare avanti, portando con noi, Signore, il primo amore, la fede che abbiamo avuto dal primo giorno fino ora, Signore. Non ci permette di rimanere nell'imbarazzo di questo mondo, nemmeno che rimaniamo, Signore, in questo mondo, coinvolti in questo mondo, ma che possiamo ogni giorno
essere purificati, santificati, liberati, perché possiamo servirti con gioia. Ti prego, Signore, di sostenere i miei fratelli che si trovano malati. Ti prego per la loro vita, sia fisica e spirituale. Per quelli che si trovano malati spiritualmente, che sono colpiti dall'incredulità, dal freddo spirituale, che non si importano più con la loro vita spirituale. Ti prego di restaurare queste persone. Oh Signore, sono tante richieste, tanti problemi, tante situazioni, ma vorrei presentarti ogni persona che è qui con noi in diretta stamattina, che è in preghiera con noi, che è, Signore, insieme a noi, condividendo questa mattina di risveglio, di adorazione. Ci guida, Signore, parla con noi, abbiamo bisogno di sentire la tua voce. Restaura questo cuore, questa anima. Restaura, Signore, questa voce che un giorno predicava la tua parola, che un giorno cantava a te. Signore, ti prego per i fratelli che hanno paura di dare passi nel tuo regno. Ti prego che tu possa portare persone per la tua opera, persone importanti per la tua opera, persone che possano essere utili nel tuo regno. Oh Signore, ti prego per quella dottoressa che ho trovato ieri sera. Signore, tocca in quel cuore, Signore. Fa un'opera in quella persona, che lei possa trovare te, Signore, che lei possa essere toccata profondamente dalle tue mani, dalle tue parole, e che lei possa, Signore, cambiare vita, e che possa avere, Signore, chiarezza sulla sua fede e sul suo futuro. Signore, le mie parole sono insufficienti, ma le tue parole, Signore, producono vita e vita in abbondanza. Parla ai cuori stamattina. Oh Signore, che tu possa liberare queste persone dal ritmo di questo mondo, da questa vita. Oh Signore, ti prego, aiutaci a rimanere fedele a te. Ti prego per i miei fratelli pastori, missionari, che possiamo rimanere nella semplicità, Signore, che non veniamo a essere coinvolti in questo mondo, ma che possiamo essere e rimanere nella semplicità. Quando tu hai detto che dobbiamo essere semplici come una colomba. Oh Padre, ti prego che tu possa pulire i nostri cuori, le nostre menti. Ti prego, Signore, che ogni uno di noi, pastori, missionari, possiamo avere, Signore, convinzione della nostra chiamata, che abbiamo lasciato tutto per servirti, che tu avrai cura di noi nei dettagli. Signore, che i fratelli possano avere, Signore, fiducia in te, ma che possano vedere in noi, Signore, uomini, donne, saldi, fedeli a te, Signore. Oh Padre, ci rivesti di forza, ci riveste stamattina, Signore, di potenza, di autorità. Slega ogni legame con il mondo che esiste ancora in noi. Ci slega di questi legami. In nome di Gesù, Padre. Ungi le nostre mani,
per operare in questo paese con potenza, liberando le persone. Signore, cerchiamo i doni spirituali, Signore, perché possiamo servire nella tua opera e nel tuo regno. Ti prego stamattina per le famiglie. In nome di Gesù, Signore, restaura la base. Restaura la base, Signore, perché la base sia ristrutturata, perché la base sia rinnovata. In nome di Gesù, Padre, restaura la base del mondo, della Chiesa, dell'universo che è la famiglia, è la base. È il primo organismo, è la prima organizzazione che tu hai creato, la famiglia. Signore, sgridiamo Satana in questo matrimonio, sgridiamo Satana nella vita di questo figlio ribelle, sgridiamo in nome di Gesù Satana in questa famiglia, sgridiamo in nome di Gesù che tu possa soffiare il vento di restaurazione, che tu possa rinnovare ogni famiglia, che tu possa restaurare ogni coppia, che tu possa, Signore, restaurare i legami fra i genitori e figli. In nome di Gesù, Signore, ti prego che quest'uomo abbia una posizione davanti a te come sacerdoti della sua casa. Che questa donna abbia una posizione davanti a te come edificatrice, come consigliera. Oh Signore, ti prego, continua con noi stamattina, benedice ogni progetto missionario, benedice le basi missionarie. Ti prego, Signore, per ogni richiesta di preghiera che mi è stata fatta. Ti presento, Signore, questo messaggio che ho ricevuto stamattina. Signore, io so che tu ti importi con noi e che tu consideri ogni richiesta, ogni cosa che ti presentiamo, Signore. Guidaci in ogni cosa. Benedice i nostri fratelli. Sia con noi stamattina, Signore. Sia con noi in questa giornata. Guida ognuno, Signore, nel loro lavoro. Guida il tuo popolo stamattina, Signore. Ti prego per quelli che sono al lavoro, per quelli che sono in disoccupazione. Signore, che tu possa benedire ogni famiglia, che ognuno sia fedele a te nel poco, in quello che tu hai dato. Signore, che loro possano essere fedeli a te, Signore. Come Caleb è stato fedele fino alla fine. Ti ringrazio, Signore, di tutto che hai fatto. Ti ringrazio per ciò che stai facendo e ti ringrazio per ciò che farai. Continua con noi. Dacci la tua grazia. Ti prego, Signore, aiutaci in ogni cosa. In nome di Gesù. Amen e amen. Gloria a Dio, fratelli. Leggiamo Salmo 21 per finire la nostra preghiera stamattina. Leggiamo il Salmo 21. Signore,
il Re si rallegrerà nella tua forza. E quanto festeggerà egli grandemente della tua vittoria. Tu gli hai dato il desio del suo cuore e non gli hai rifiutato quel che egli ha pronunziato con le sue labbra. Perciò che tu gli sei venuto incontro con benedizione di beni. Tu gli hai posta il suo capo una corona d'oro finissimo. Egli ti aveva chiesta vita e tu gli hai dato lunghezza di giorni in perpetuo. La sua gloria è grande per la tua vittoria. Tu hai messa sopra lui maestà e magnificenza, perciò che tu l'hai posto in benedizione in perpetuo. Tu l'hai rallegrato di letizia col tuo volto, perciò che il Re si confida nel Signore e nella benignità dell'Altissimo. Egli non sarà giammai smosso. La tua mano troverà tutti i tuoi nemici. La tua destra troverà quelli che ti odiano. Tu li renderai simili ad un forno ardente. Al tempo della tua ira, il Signore li abisserà nel suo cruccio e il fuoco li divorerà. Tu farai perire il frutto loro di in sulla terra e la loro progenie d'infra i figlioli degli uomini, perciò che hanno ordito del male contro a te ed hanno divisata una malizia della quale però non potranno venire a capo, perciò che tu li metterai per tuo bersaglio, tu tirerai diritto con le corde dei tuoi archi contro alla loro faccia. Innalzati, Signore, con la tua forza, noi canteremo e salmeggeremo la tua potenza. Amen. Gloria al Signore. Il Re si rallegrerà nella tua forza. E quanto festeggerà egli grandemente della tua vittoria. Il cielo fa festa. Il cielo si importa, Dio si importa con te. A volte noi pensiamo, io sto triste, io sono triste e pensiamo che nessuno si importa con la nostra tristezza. Ma chi si importa che sto piangendo? Ma chi si importa che io sto triste? Chi si importa che io sto malato? Dio. Nello stesso modo che Lui si importa con la tua tristezza, Lui si importa con la tua gioia. Considera questo, che tu sei importante per il Signore e che Lui si importa di ogni cosa che tu senti e che tu passi. Ti auguro una giornata benedetta in compagnia di Gesù. Pregate per noi che continueremo con il progetto missionario Non Sei Solo e seguiremo con tutti i lavori della giornata, se Dio vuole. Vi abbraccio, ci vediamo giovedì mattina, se Dio vuole, alle 8 con la preghiera del mattino. Lasciate il vostro mi piace, condividete e partecipate con noi ogni mattina. Se tu sei a Firenze, se tu sei a Verona, a Pisa, a Montisceboli, cerca la chiesa, cerca il missionario e se tu hai voglia di servire, abbiamo posti. Vieni a servire con noi. Che Dio ti benedica. Ti auguro una buona giornata. In nome di Gesù.